24 ore su 24. Le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadelveneto.com, e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronacadiverona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale. Il 2012 inizia con una novità importante per gli utenti dell'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona. L'assessore Coletto lo aveva promesso ancora lo scorso marzo, durante il lancio del progetto Veneto Escape per la provincia di Verona. Oggi è diventato realtà. Tutti i cittadini, infatti, con un semplice clic potranno attivare il servizio dossier sul portale dell'ospedale Scaligero e accedere ai propri referti di laboratorio e radiologia. Così, per visualizzare, scaricare e stampare i propri referti, è sufficiente avere a disposizione un computer connesso alla rete senza doversi recare agli sportelli dell'azienda. Il paziente che farà gli esami presso l'azienda ospedaliera potrà prelevarli attraverso questo PIN. Per fine anno arriverà il fascicolo informatico, che sarà il fascicolo clinico di tutti quanti i pazienti veneti, che quindi potranno essere consultati dal pronto soccorso, dal medico di base, evidentemente dietro l'autorizzazione del paziente, nei casi in cui si rivela necessità. L'assessore regionale alla formazione e al lavoro Elena Donazan, in visita presso 2 aziende nel Vicentino, ha espresso la propria preoccupazione per la difficile situazione sul fronte occupazionale. La crisi, ha detto l'esponente del governo regionale, attanaglia la nostra economia e attraversiamo una fase difficile, ma dobbiamo salire. Tutti a bordo, per usare uno slogan sentito recentemente in riferimento alle ultime notizie di attualità, perché siamo chiamati tutti, amministratori, imprenditori, politici, lavoratori e altri attori di questa regione, ad adempiere fino in fondo alle nostre responsabilità. Dobbiamo fare squadra per traghettare il Veneto fuori dalla crisi e agganciare la ripresa. La notizia era nell'aria in seguito all'approvazione della tassa e passati 4 mesi di rodaggio sono partiti controlli e multe agli hotel, affittacamere e bed and breakfast che non pagano la tassa di soggiorno. Da dicembre è al lavoro la neonata task force di polizia municipale e tributi contro i furbetti della tassa e fioccano sanzioni. Per ora ne sono state emesse 20, 50 euro per cliente non dichiarato e mora per il ritardo nel versamento, a fronte di 50 verifiche. Ma non è che l'inizio. Nei prossimi mesi l'attenzione dei vigili e dipendenti dell'assessorato tributi e bilancio si sposterà sull'extra alberghiero e in comune sono tutti sicuri che emergerà un sottobosco di evasori importante. Droga tra i giovani. I dati sono allarmanti nelle scuole di San Donà e Jesolo, nel Veneziano. Su un campione di 582 studenti si scopre che quasi la metà, il 47%, fa uso di cannabis, mentre il consumo di cocaina è il doppio rispetto alla media nazionale. Preoccupanti anche i dati riguardanti il consumo di alcolici. Come dicono le tabelle del CERT, il consumo di alcolici aumenta sensibilmente nei fine settimana, una tendenza ormai consolidata d'estate come d'inverno a Jesolo come a San Donà. Alcolici, superalcolici e birra che rovinano il fegato di ragazzi tra i 14 e i 18 anni che non si rendono conto delle future conseguenze sul loro organismo fragile. Il titolare di un esercizio commerciale di Vigo d'Arzere in provincia di Padova è stato denunciato per frode in commercio perché deteneva 613 confezioni di alimenti scaduti destinati alla nutrizione di cani e gatti. L'indagine è nata dalla segnalazione di alcuni cittadini che dopo aver acquistato del cibo per il proprio animale erano dovuti ricorrere alle cure veterinarie. Gli investigatori hanno così ispezionato il negozio specializzato nella vendita di prodotti alimentari per animali, dove sugli scaffali, regolarmente esposti e pronti alla vendita, erano presenti centinaia di confezioni di alimenti in parte privi della data di scadenza e in parte scaduti. Marchi fa volare la Save. Il Marco Polo di Venezia chiude un 2011 in crescita per utili e ricavi. Obiettivo di quest'anno è superare gli 8 milioni di passeggeri, tutti particolari su industria e finanza.
24 ore su 24. Le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadelveneto.com, e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronacadiverona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale.